È venuto giù sta roba qua, no? Intorno a 1000 metri, no? Giusto? Sì, questo qui. Questo pezzo qua. È andato, che dicevo prima con la dottoressa qua, è andato a finire sopra il vecchio conoide. Ecco la squadra di geologi, sindaco e assessori che questa mattina ha raggiunto il luogo della frana dalla base alla sommità dello smottamento. Ieri mattina la discesa rovinosa di 50.000 metri cubi di pietre e sassi misti a terriccio aveva svegliato tutto il Fadalto e lo smottamento è andato avanti anche per tutta la notte. Sentivo sti boati, sta roba, insomma, no? Poi butto il cannocchiale là sulla frana e vedo questi sassi che cominciavano a rotolare, ma veramente sradinavano alberi. E non finisce qui, i geologi attendono un secondo smottamento da 20.000 metri cubi. Si sta ancora muovendo perché c'è bisogno di un assestamento. E poi andando verso la nicchia di frana abbiamo comunque notato una frattura che comunque potrebbe portare a una piccola frana anche nei prossimi giorni. All'origine della frana, spiegano i tecnici, il clima con repentino cambiamento delle temperature e alcuni piccoli movimenti sismici. Le scosse sismiche, anche se lievi, per certi versi possono dare quella piccola spinta in più che fa cadere la roccia che prima o poi comunque sarebbe caduta. Resta ancora chiuso il sentiero del Gaviol. Il sentiero del Gaviol, che è stata fatta un'ordinanza ben precisa che non si può più percorrere perché è stato interrotto proprio all'estremità della frana. Una frana che dunque resta sorvegliata speciale ma che non desta grandi preoccupazioni. Non ci sono motivi di pericolo, di pericolosità. Né per la viabilità ordinaria, né per quella statale, né per quella autostradale, tantomeno per le abitazioni. Ma intanto i residenti, vere sentinelle del Fadalto, sono preoccupati. Oggi la frana, ieri i boati. Questa zona non è assolutamente sicura. Abbiamo a 100 metri da casa mia, appunto, sul versante nord, all'altra cava, Col de Vie. Una bella villetta, quella del signor Giovanni, alle sue spalle la frana che incombe, una cava a pochi passi lungo un sentiero percorso anche oggi da alcuni villeggianti che per la frana hanno deciso di modificare il percorso. Sicuramente non viviamo tranquilli in questo periodo.